Messera Ducchia e Bentiatas a Gnovis, una femmina di 82 anni ha perduto le vite dopo le 1:30 dopo mezzodì a Cordenons dentro le sue abitazioni, morte bruciate intanto che ieri da ora cucinata dopo ieri tornate da spone sentate di fisioterapie. Al somè una inflammate causate da presenze di uedi sul planquete e le cause de morte. Ad all'allarme sono stati i vicini di chiesa, ma è arrivata un'ambulanza, le femmine e ieri già morte. Dopo l'inquintri a Gorizia e Nova Gorizia con Borut Pahor, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà di nuovo in Regione il 3 di novembre, quando arriverà a Aquile per il centenario della traslazione del milite ignoto all'altare delle patrie. Il Presidente porterà una corona di orare al cimitero dagli eroi sulla tomba di Maria Bergamas, la madre di un fante italiano morto sul fronte al Chiars, che ieri è stata declamata in tal 1921 a Scelgi tra 11 baris che invia a Roma perché fosse seppellita in tal monumento lì dal Vittoriano. Mattarella visiterà anche la Basilica di Aquilea e il Sacrari di Re di Puglia. E allora ho sentito il sindaco di Aquilea, Emanuele Zorino. Chi sta anche ricorre al centenario del milite ignoto, la partenza del milite ignoto di Aquilea a Roma, un importante anniversario nazionale dedicato proprio a un periodo, il 1921, in cui la nazione si riscuviarsi e il Friuli Venezia Giulia, il Friul, diventa centrale in che scelte appunto di che mari, una mari del Friuli Venezia Giulia, una mari di Gradisce, insomma, no? Maria Bergamas, fatta proprio da nostra basilica, la basilica dei Furlans, la basilica di Aquilea. E proprio qua il Presidente Mattarella ha deciso di venire proprio per onorare che scelta dal 20 di ottobre 1921 e venirà il 3 di novembre. È un'estrema veramente una grande gioia per il nostro territorio, per la nostra comunità, per la nostra regione, soprattutto dal fatto che il Presidente ha ricordato che i soldati che non erano stati sus che mattina appunto il 20 di ottobre da nostra basilica e ho voluto ricordarlo così, tornando qua e per noi stiamo preparando come gli onori, insomma, per sé una roba del genere per noi è veramente una roba incredibile e siamo veramente contenti di accogliere qua dal territorio il nostro Presidente. Al partirà de stazione di Cervignana Aquilea, 29 di ottobre, a Esdos, Pliumancul, dopo mezzodì, il tren de memorie che ripasserà fino ai 2 di novembre il viaggio dal convoi speciale in tal 1921 aveva portato di Aquilea a Roma il cadavere dal milite ignoto tumulato dopo il 4 di novembre in tal templut dall'altar de patria al Vittoriano. Ai partenze di Aquilea e provveduto della presenza dal Ministero di Difesa Lorenzo Guerrini per accompagnare anche sui social il viaggio dal milite ignoto dal Friuli verso Roma. La Proloco di Aquilea ha recuperato la lista di tutte le stazioni stocchiate dal tren che aveva trasportato le barre un secolo fa e da ora mette in contatto con l'Unione del Proloco d'Italia che sono attivi in queste località. Con questo supporto si ponte a pubblicare foto, video, episodi storici in singole cittadini sulle pagine Facebook delle associazioni al momento dal passaggio dal convoglio. Sentiamo il presidente dell'Unione del Proloco dal Friuli Vignese Giulia Pezzarini. È un progetto progettato insieme alle Proloco di Aquilea, al Comitato regionale e all'Umpli nazionale. E viene scoperto che di Aquilea 100 anni fa, il 29 di ottobre, le partite il furgone che trasportava le salme del milite ignoto. Quindi le Proloco di Aquilea, con le nostre collaborazioni, e ha individuato tutte le fermate che il treno e l'ha fatto partendo di Aquilea sulle rette Aquilea, Vignesi, Bologna, Firenze e Roma. Un viaggio che ha durato più di qualche giornata
strade perché in ogni paese che passava si fermava perché le ente si ingenoglava e pregava per salutare questo milite che era un momento di aggregazione di unità d'Italia. Quindi ci vengono fatti insieme con le parrocchie di Aquilea e vengono individuati tutti questi step, si vengono contattati i comitati regionali lì che le passate il treno, vale a dire il Veneto, l'Emilia Romagna, le Toscane, le Umbrie e il Lazio, che loro contatteranno anche le parrocchie, i comuni che ha sede le parrocchie, in modo che noi faremo un viaggio virtuale per riaccompagnare dopo 100 anni questo momento di aggregazione generale importantissimo che è stato nel 1921, proprio partendo di Aquilea, arrivando dopo a Roma, lì che le salme state portate all'altare della patria al Vittoriano. Il numero di reati in rapporto alla popolazione residente indica Gurizia, tanto che il affluc di province dove che si registra il più alto numero di imbrogli e frodi informatici. La capitale dall'Usince e anche seconde precedute di Trieste per violenze sessuali denunciate. Gurizia e Trieste risultano in terze decime con di più per i reati di sfruttamento, prostituzione e pornografia minorile. Alle tante che si rileva da classifiche del Sole 24 Ore che voi alla pubblicata la tabella di criminalità in des provinci italianis. La classifica generale viota prime per denunci Milan, da Bologna e Rimini, ultime donde che più sicure Oristano precedute di Pordenone. Maxi stangiade per un camionista italiano che è stato chiatato al volante dal somiec pesante con une montoris di vore di Guinness dai Reaz. La polizia stradale di Pordenone ha imponuto tante sanzioni presentando un conto di 27.000 euro. In tai 20 voti di precedenze il camionista non ha mai rispettato i tempi di guida di polse imponuti dai normativi europei. In qualche caso risulta infine a 20 ore di guida al dì, con fermate di dome 4 oris. Davanti alle evidenze, disinfrazioni accertate, l'autista ha mettuto di commettuto tutte le irregolarità e è stata sanzionata anche le imprese di autotrasporto dulache al lavoro. In Friuli Venezia Giulia sono un totale di 6.250 test e tamponi, sono stati schiattati 71 positività al Covid-19. In queste ultime 24 ore si registra il decesso di una femmina di 82 anni di Preusdomini, morta in ospedale a Pordenone. Arresti in voto di persone ricoverate in terapia intensiva, intanto che avanti su di un'unità a 54 i pazienti ricoverati in altri reparti. Più o meno 1.550 strutture difensive presenti sul territorio della regione sono oggetto di un'intesa istituzionale, di un plan di intervento sdrecciata e tutele, valorizzazione turistica e culturale a recuperare un patrimonio storico unico a livello europeo. L'accordo, firmato a Trieste dal Palazzo di Regione, ha mettuto ad la Regione Friuli Venezia Giulia, la Direzione regionale degli Enzie dal Demani, la Direzione dei Lavori dal Demani dei Difese, il Ministero di Cultura e le Università di Trieste e di Udine. Obiettivo dal protocollo di durata triennale e rinnovabile alle coniugato turismo, cultura, ambiente e mobilità lente con la incentivazione delle collaborazioni pubbliche e private sul modello di pratiche virtuose già sperimentati in altri contesti dell'Unione Europea. È stato posizionato in tal centri di Mucciane il primo monumento dal monte dedicato ai Coracirs, la guardia di onore dal Presidente della Repubblica. Ieri la inaugurazione in tal corso di una cerimonia pubblica che si vierte con alce bandiere e gliela in davanti con una sfilata di lung di vie Rome. Dopo la celebrazione delle Sante Messe, il scuviergimento dal monumento donato e comunitato dal Coracir Roberto Zacconi che di Timp al sta a Mucciane. E per lo sgnot si fermin qui, noi al torno domani, sempre snuvan col vinche sotto sera. Mandi, arrivederci.